Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Enrico Cisnetto, editorialista economico per testate di prima grandezza, è stato ad Este il 30 novembre alla Fondazione Accademia dell'Artigianato, dove si è svolto l'incontro Cosa c'è dietro l'angolo? Il 2011 che ci aspetta, organizzato da Credi Veneto e dallo studio Avvocato Piero Benassi. Cisnetto, in particolare, ha messo in luce la necessità di cambiare le regole del gioco per riuscire a restare al passo nell'economia mondiale. Cosa c'è dietro l'angolo? C'è un altro angolo, nel senso che siamo nella coda della crisi che è scoppiata nel 2007 e che è terminata nel senso della recessione, ma che non è terminata nel senso della ripresa. La ripresa è ancora molto parziale e soprattutto è una ripresa che è basata su un cambiamento, diciamo, delle regole del gioco rispetto a prima. La fatica italiana è duplice: da un lato perché prima della crisi venivamo da una fase lunga in cui il Paese aveva avuto delle difficoltà tutte sue e quindi abbiamo sommato la crisi tutta italiana con la crisi internazionale, e secondo perché per mentalità facciamo fatica a comprendere che bisogna voltare pagina e che le regole del gioco sono cambiate e che bisogna giocare con regole diverse. Ma non è mancato un passaggio sulla difficile situazione che stanno affrontando le zone alluvionate del Veneto. Un'alluvione che io ritengo, non sono un tecnico, ma ritengo che sia figlia di una situazione, diciamo, di una serie di incurie che ci sono state nella gestione del territorio e che richiedono un intervento negli assetti idrogeologici che non può essere solo e semplicemente quello di cercare di sistemare le cose quando sono successi dei drammi, ma bisogna cercare di prevenire. Per prevenire significa investire molte risorse, anche questo è un investimento infrastrutturale che dobbiamo fare. Il 2010 ha mostrato i primi segnali di ripresa economica e le ultime previsioni di crescita del PIL si attestano sul più 1,6%. Ma il disastro dell'alluvione che ha colpito molte imprese venete e della bassa padovana potrebbe provocare un calo del PIL fra lo 0,5 e lo 0,7%. In pratica una crescita dimezzata. Questa è stata una catastrofica coincidenza che ha visto mettere in ginocchio l'economia dei territori qui vicini, tra l'altro. Parliamo di comuni molto vicini qui a Este e vicini a Montagnana, e la banca ha stanziato dei plafond economici con le regole per accedere a questi fondi, perché in questo momento più che mai è importante sostenere le aziende e le famiglie, perché se l'economia di un territorio non va bene ne risentono tutti, anche le banche. La serata è stata organizzata anche dallo studio dell'avvocato Piero Benassi, che da poco ha aperto una sede anche ad Este. Così come le imprese delocalizzano le loro produzioni, altrettanto devono fare gli studi legali. La professione forense sta cambiando e mentre una volta si partiva e si andava in città dall'avvocato, oggi non è più così. Devi portare il servizio a domicilio, devi essere tu avvocato ad andare verso i clienti, verso gli imprenditori, e non è possibile che chi ha bisogno di un avvocato debba stare 4 ore in macchina tra andare e tornare. È giusto invece che siano gli avvocati a spostarsi sul territorio. L'incontro è stata una bella occasione di incontro e di confronto per il tessuto economico, imprenditoriale e sociale della bassa padovana, utile per accogliere nuovi stimoli sulle dinamiche micro e macroeconomiche che interesseranno